Ecco, siamo fuori allo stadio, vicino agli ingressi della curva A. Ecco la targa dedicata a Diego Armando Maradona. Comincio a camminare lungo il lato esterno dei distinti. Siamo ancora fuori gli ingressi dei settori distinti. Il lato dei distinti che confina con la curva B, dove c'è l'ingresso della palestra e dei pullman da cui entrano le squadre di calcio. Ora iniziamo a mostrare la parte esterna del settore curva B, ancora gli ingressi della curva B e la curva B dall'esterno. Questi sono tutti i tributi fatti a Diego Armando Maradona vicino all'ingresso della curva B. Questa è la parte esterna dello stadio, al confine tra la curva B e il settore tribuna. Inquadro ancora la tribuna dall'esterno e come potete vedere di fronte allo stadio ci sono degli edifici universitari, perché qui non è solo zona di calcio ma anche zona di università. Continuiamo a mostrare gli ingressi delle tribune. Questo è l'ingresso del settore ospiti, a confine con la curva A e parte del settore tribuna. Mostro degli edifici che sono intorno allo stadio, un piccolo parco pubblico con giostre per bambini vicino allo stadio. Sono tornato all'esterno della curva A, il giro dello stadio è terminato. Ora andiamo a visitare lo stadio da dentro. Sono nei distinti lato vicino alla curva B ed ecco mostro lo stadio da dentro. La curva A, ecco i distinti l'anello inferiore. Ecco la curva B. Curva A di nuovo e tribuna e poi concludiamo la panoramica di nuovo con la curva B.